Si può dire che il senso civico di una comunità si può misurare anche attraverso la gestione dei rifiuti? Direi proprio di sì, questa è una bella definizione. La civiltà di una comunità la si vede da come gestisce il suo rifiuto nel territorio. Questo è un territorio che è primo a livello mondiale per la raccolta differenziata, è un territorio che ha mutuato sempre le buone pratiche, le nuove tecnologie, sia oggi presentiamo un robot, ma in altri momenti abbiamo parlato di combustibili ecologici piuttosto che di altre attività. Sempre la volontà di essere un passo avanti pensando che il rifiuto debba essere il minimo possibile e quello che ci resta in mano deve essere valorizzato. Senatore Vallardi, questa è un'innovazione a livello nazionale. Può cambiare le sorti della maniera di considerare la raccolta dei rifiuti? Sì, sicuramente sì, dobbiamo rendere più leggero il lavoro degli operatori. Sicuramente raccogliere i rifiuti è un lavoro a volte anche difficile, vento, pioggia, caldo, freddo d'inverno. La robotica sicuramente solleverà questo tipo di lavoro, lo renderà più facile e avremo anche più tempo per gli operatori poi per tenere più pulite le città e anche l'abbandono dei rifiuti che chiaramente continua a essere purtroppo un problema di tutto il Paese. Presidente De Luca, quanto è importante la robotica in una situazione come questa dove la raccolta dei rifiuti deve essere sempre più tutelata sia per quanto riguarda la salubrità sia la sicurezza degli operatori? È essenziale, non ci sono scampi, bisogna che prima o dopo che cominciamo con questa situazione far funzionare l'intelligenza artificiale in modo che i nostri autisti possano stare tranquilli. Entro 15 anni massimo hanno subito dei dolori di mal di schiena eccetera, perché scendere e salire dal camion 300-400 volte non è facile, alzare il peso e buttarlo sopra il camion è ancora più difficile. Con la robotica si risolve tutto. Con questo sistema di raccolta e svuotamento permettiamo all'operatore di fare il suo lavoro completamente dalla cabina e quindi il sistema robotico attraverso una tecnologia di visione avanzate riconosce la posizione del bidone e automaticamente può condurre il prelievo e lo svuotamento del bidone, quindi permettendogli di fare il suo lavoro dalla cabina all'operatore.